Cosa mi hai domandato? Emiliano Deiana, sindaco di Bortigiadas, astro nascente del Partito Democratico Sardo. Sindaco in genere ha il polso della situazione e sa quali sono gli umori che circolano tra la gente. Qual è la sua opinione sulle elezioni regionali sarde? Ma credo che saranno elezioni molto difficili, è anche difficile fare una previsione. Io credo che in questo momento si affronteranno non due forze politiche, ma due debolezze politiche. La debolezza del candidato del centrodestra e la debolezza della coalizione del centrosinistra. Renato Soru come si sta muovendo secondo lei? Renato Sole sta muovendo nell'unico modo che può consentirgli di vincere le elezioni, girando il maggior numero di paesi della Sardegna e cercando di coinvolgere il maggior numero di persone rispetto all'attività che è stata fatta in questi 5 anni di governo regionale. Quali sono le cose positive che Soru ha fatto e che magari la gente non sa? Innanzitutto ha risanato il bilancio della regione, che in parole molto povere significa che ci sono più soldi a disposizione per le politiche sociali e per le politiche dell'istruzione. È stato approvato il piano paesaggistico che consente di non sprecare il nostro patrimonio ambientale, è stato fatto il piano sanitario dopo 20 anni che consente di avere nuovi ospedali e nuove strutture pubbliche, è stato fatto un piano per l'istruzione che consente a tutti gli studenti di poter studiare in maniera degna e avere delle strutture anche scolastiche migliori. Lei, oltre che sindaco, è anche un militante del partito. Quali sono gli umori che circolano nella base? Allora, io sono un militante del Partito Democratico, però viaggio nell'ultimo girone del partito, proprio quello più lontano dai vertici. Gli umori della base sono contrastanti, ci sono momenti di euforia quando si fanno le assemblee, momenti di sconforto perché si vede che è molto difficile il cambiamento, ci sono sempre le solite facce anche all'interno del nostro partito e nascondere la mondezza sotto il tappeto non sempre è un fatto positivo. Come sindaco invece che cosa suggerisce al prossimo governatore? Quello che non gli suggerisce quasi nessuno, di occuparsi degli ultimi all'interno della società e degli ultimi all'interno della Sardegna, che sono i paesi che rischiano di scomparire. Invece per quanto riguarda il partito, che cosa bisognerebbe fare in Sardegna? Rinnovare completamente eh, tutti i vertici del partito, però non con un cambiamento acritico, ma con un cambiamento fondato sul merito, a partire appunto da chi sta in trincea, soprattutto nei comuni più piccoli. Io credo che all'interno delle amministrazioni pubbliche ci siano tanti amministratori capaci che potrebbero portare la loro esperienza anche ai vertici del partito regionale.